La Nuorese si candida ad interpretare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie D, che per i verdi-azzurri prende il via sabato. La Nuorese infatti alle 16 ospiterà allo stadio Froghieri il Budoni, una formazione da prendere con le molle visto che ha eliminato l'Olbia dalla Coppa Italia. La società verde-azzurra, già molto attiva sul mercato, in questo scorcio di settembre ha rotto gli indugi e nelle ultime ore ha messo a segno 5 acquisti. I difensori Francesco Bossa e Francesco Danese, il centrocampista Daniele Bianchi e gli attaccanti Salvatore Coccuzza e Simone Grandulli. Lascia la Nuorese dopo un mese Nicola Reis, infortunato. Il centrocampista nelle ultime uscite si era dimostrato uno dei più positivi, ma i problemi fisici palesati hanno indotto la società ad interrompere il rapporto professionale. Al completamento della rosa manca solo un acquisto, poi il tecnico Marco Mariotti avrà a disposizione l'organico al completo e si potrà concentrare sulla gestione degli uomini in vista dei pressanti impegni di campionato. Il tecnico che ha sostituito 10 giorni fa Bernardo Mereu sembra essersi inserito al meglio nell'ambiente. La Nuorese ha disputato una gara gagliarda a Ostiamare, uscendo dalla competizione solo a causa della lotteria dei calci di rigore. Gli ultimi arrivi non fanno altro che elevare il livello tecnico e tattico della squadra. Bianchi, Coccuzza e Bossa possono far fare alla squadra il definitivo salto di qualità. Gli allenamenti e le gare in programma a settembre non potranno far altro che migliorare l'intesa tra vecchi e nuovi. Se la Nuorese ha fatto bene sul mercato, sarà il campo a dirlo. I verdi-azzurri puntano a fare un campionato di vertice. Per questo serve una sinergia tra tutte le componenti. La società e la squadra sono pronte ad affrontare la nuova avventura. Ora tocca al pubblico battere un colpo e sostenere a partire dalla gara col Budoni domani la Nuorese e dimostrarsi veramente il 12° giocatore in campo.